Domani il Cernís Mulsanne continua il sogno Coppa Italia di Serie D, quarti di finale a Ravenna. La Coppa Italia invece aprirà il 2025 dei dilettanti a livello regionale con la finale di eccellenza. Primo titolo in palio, prima certezza in palio tra Codroico e Tamai sul campo di San Vito al Tagliamento. Quelle certezze che non riescono a trovare le squadre in campionato perché manca continuità. Una settimana vince una settimana vince l'altra, una settimana c'è la crisi o apparente di una squadra, la settimana dopo un'altra. Insomma, questa è l'eccellenza per ora delle incertezze. Ne parliamo stasera. Sigla. Ancora oggi al ballo delle incertezze, dove ti siede, più sei poco, più ti senti grande. Incontro me stesso e poi gli chiedo se vuole ballare. Ferma la musica, che il silenzio adesso sa parlare. E si balla in eccellenza in questa classifica davvero difficile da interpretare e a proposito c'è un po' di confusione, no? In classifica allora abbiamo lasciato anche un po' la confusione che trovate nei campi nella nostra clip iniziale, ultima puntata di terzo tempo del 2024 e allora devo iniziare con un brindisi a questa eccellenza che ci diverte ma in generale a tutti i campionati dei dilettanti e domani parleremo anche, stasera parleremo domani della sfida di Coppa del Cernís Mulsanne, quindi devo fare un brindisi anche ai miei ospiti. Il domandone a Nicola Paolini: senti, com'è questa ribolla gialla? Io l'ho assaggiata. Una buona ribolla. Allora, intanto grazie, il brindisi mi ha fatto una ribolla gialla, però preferisco metterla da parte per oggi, ok? E concentrarmi con i miei ospiti. Benvenuto Nicola Paolini. Ciao, Simone Fornasiere. Buonasera. Gibbo Gerli. Buonasera a tutti. I nostri ospiti, torniamo a parlare di arbitri con Andrea Merlino. Buonasera. E a guidare questa eccellenza delle incertezze la San Vitese insieme a San Luigi del vicepresidente Carlo Candido. Buonasera. Benvenuto. Ancora una giornata e poi vacanze di Natale. Ma a proposito di vacanze di Natale, dai, voglio fare un gioco con voi. A chi regalereste 3 punti? Parto io stasera, vi dico, io li regalerei al Chions, che siamo la squadra più in difficoltà nella categoria più importante che abbiamo, naturalmente a livello dilettantistico, perché gli meriterebbe la società un presidente come Mauro Bressan, quindi glieli regalerei molto volentieri e mi auguro riesca a chiudere bene l'andata. A chi li regalerebbe Nicola Paolini? Allora, il Chios li hai regalati tu, allora io vado in promozione e li regalerei ai miei amici e vicini di casa della San Giorgina che con questa squadra giovane meritano i 3 punti perché anche poi con quelli di domenica comunque ci sono dati una bella speranza e li darei alla San Giorgina. Simone Fornasiere? Io ti dico 2 nomi ma sono legati, hanno lo stesso motivo i 2 nomi, hai messo tra l'altro una canzone di Ultimo, li regalerei a Cordenons e Donatello che sono le uniche 2 squadre in tutta la regione a 0 punti perché come ogni società lavorano, ci provano e quindi si meritano anche loro di trovare qualche punto. Gimbo Gerli. Io invece li regalerei alla Manzanese per la posizione che occupano in classifica. Ok. Carlo Candido, non alla San Vitese. Alla San Vitese non posso, li regalo al Cernís Mulsanne. La classifica non ha bisogno di punti, ma credo che insomma, i Zanuta sono sempre molto generosi col calcio dilettanti in regione, se possiamo restituire a Natale qualcosa a fare un regalo a noi. Ci sta. Merlino, un arbitro che regala 3 punti? È impossibile da regalare chiaramente a una squadra di calcio. Alla squadra arbitrale, vi spiego rapidamente. Sabato scorso sono state le elezioni del presidente nazionale, è stato eletto Antonio Zappi e della sua squadra, componente quindi del comitato nazionale, la nostra regionale Marinella Caisutti, ex organo tecnico in sezione Udine, ex componente col mio CREA, adesso è la vicepresidente in regione al CRA e prima donna arbitro della regione, quindi per i dilettanti è veramente, ha fatto un
un percorso eccezionale, gli auguriamo veramente in bocca al lupo perché il lavoro non mancherà. Facciamo un bel augurio. Allora, a proposito di punti, apriamo a parlare di Charles Muzzane, dobbiamo proiettarci alla gara di domani, la gara di Coppa. Sì, non ha un bisogno esagerato di punti, ma sicuramente in questa parte di stagione ha recuperato molti punti il Charles Muzzane, è cresciuta, ne parleremo, ne abbiamo parlato stasera con Zironelli, e finalmente torna a sinistra in classifica. Che mi sono chiesto, perché abbiamo parlato, vedere il Charles Muzzane a sinistra in classifica a dicembre, non è che sia una novità così clamorosa, e vi spiego questa grafica. Ad oggi, 17 dicembre, se noi guardiamo questa data tornando indietro nelle stagioni del Charles Muzzane, che cosa trovavamo? Trovavamo nelle ultime 2 stagioni la crisi, no? 16° posto dell'anno scorso con 16 punti, il 13° posto di 2 anni fa e 16 punti sempre. Ecco, lì sì, c'era una crisi, ma se guardate bene il Charles Muzzane è tornato un po' alla normalità, ha fatto anni anche in cui si era portato fino a 27 punti, scusate mi sono sbagliato, nella scorsa stagione aveva 10 punti e il 16° posto, il peggior piazzamento di sempre. Questa piccola grafica era solo per ricordare che Simone Fornasiere non è una novità che il Charles Muzzane possa girare come adesso con 25 punti dopo 18 giornate. In bianco trovate qui i numeri, è solo per fare il raffronto, perché non sempre al 17 dicembre ci trovavamo alla 18ª giornata, trovate appunto i punti che poi è riuscito a conquistare alla 18ª giornata al Charles Muzzane, ma poco importa quello che volevo andare a sottolineare è che è tornata un po' di normalità. Tornata alla normalità perché l'anno scorso a quest'ora si parlava già di un campionato disastroso che magari nessuno poi pensava si sarebbe concluso con la retrocessione, perché si diceva ma sì, dai, fanno mercato, svoltano, ne vincono 3, svoltano, vanno ai play-out ma lo vincono, invece così non è stato. Quindi insomma non è una novità, però quest'anno sembra che il trend poi sia in crescita anche, no? Perché il Charles Muzzane è partito con qualche sconfitta in casa, facendo qualche punto fuori, ma adesso la cosa che fa un po' notizia e che lascia un po' tranquilli è questo trend in crescita con 5 risultati, 7 con la Coppa, utili consecutivi in una serie aperta, quindi è questo che fa ben sperare secondo me. Ecco, riguardando Nicola Paolini appunto la grafica, da quando ha iniziato la stagione vediamo al 17 dicembre appunto, no? Non con le giornate in concomitanza, il Charles Muzzane ha girato il primo anno a 20 punti, nella stagione 19-20 a 27 punti addirittura, ha già toccato i 25 nella stagione 20-21, allora era come adesso la 18ª giornata e come adesso il 10° posto in classifica, quindi si è tornati in quel trend corretto di quegli anni lì, no? Ma allora, corretto anche onestamente per gli investimenti che fa anche sempre la società e il presidente, quindi secondo me dovrebbe essere sempre in quella posizione Charles Muzzane anche per incassare un po' tutto quello che investe negli anni. Probabilmente mi viene da fare una riflessione. I primi anni sono gli anni in cui parti, arrivi, fai l'esordio in Serie D, quindi non hai grandi proclami. Poi ci sono stati forse gli anni dei proclami e sono gli anni andati peggio. Quest'anno che nuovamente fortunatamente insomma, l'ambiente ha detto ripartiamo nel modo giusto con un ottimo equilibrio come stanno facendo quest'anno, i risultati stanno arrivando. È vero, sembra questo l'andamento del trend, no? È un po' sì, insomma, va detto, speriamo che insomma, questo serva anche un po', però avere un profilo un po' più discreto probabilmente... Più paziente anche, è no? un termine corretto anche questo. Sì. Non voglio anticiparti i temi, magari è pronto, se pronto vedere, ma Zironelli da te stasera l'ha detto, quando ero all'Alto Vicentino ho fatto bene dopo 3 anni, quando ero al Mestre ho fatto bene al secondo terzo anno, bisogna costruire. Bisogna costruire. Però Charles Muzzane sembra quest'anno aver veramente
dettato quella linea. Si è preso questa strada e comunque ritrovarsi a dicembre non è una novità, con una buona posizione o corretta posizione, ma sicuramente ritrovarsi alla sinistra della classifica dopo le ultime stagioni che erano diventate quelle dei proclami e le più faticose è un buon segnale, un segnale di crescita, ma rendere questa stagione diversa da quelle normali del passato c'è la Coppa. Abbiamo parlato di tutto questo con il mister Zironelli. La partenza difficile e poi la crescita. Nelle ultime 5 partite 11 punti e 10° posto. Finalmente il Cernis Muzzane torna nella parte sinistra della classifica. Prime 11 partite, 17 gol subiti. Cioè 17 gol subiti in 11 partite è media retrocessione. E adesso abbiamo fatto 8 partite più le 3 di Coppa dove abbiamo preso 6 gol. Giocavi bene, però perdevi 2-1 col Campodarsego, 3-2 col Mestre, 2-0 col Treviso, eccetera. Abbiamo detto, aspetta un attimo, cerchiamo di tralasciare un po' il bel gioco, cerchiamo un po' di essere più concreti e cercare di ripartire, di fare delle azioni un po' più rapide. A Cernis Muzzane la Zirolandia passa tramite l'equilibrio e i risultati. Unico modo per crescere è guardare in alto. Io mi sono messo dell'idea di costruire per questa dove non è mai stato costruito, no? Perché poi si cambiava tutto ogni fine campionato, almeno la storicità del Cernis dice questo, certo. Dice questo, e quindi non hai mai la possibilità. Io per vincere il campionato a Mestre ci ho messo 3 anni, 2 anni a Sacile, 1 anno all'Alto Vicentino, dove ho fatto un terzo, un secondo posto, e dopo che conoscevo i giocatori non ho fatto difficoltà a farmi una squadra, perché bene o male sono tutti quelli del Mestre e dell'Alto Vicentino che sono venuti a Mestre e lì abbiamo vinto, quindi è quello che sta facendo un po' il Belluno, diverso dagli altri, quello che ha fatto il Chioggia l'anno scorso. Per diventare grandi serve tempo. Intanto mister Zironelli però ha centrato un primo obiettivo, quello della continuità dei risultati, migliorando punti e posizione in classifica in maniera netta rispetto alla scorsa stagione, ma anche rispetto a quella di 2 anni fa, e tornando in scia ad altre annate che avevano già visto il Cernis Muzzane in buone posizioni a dicembre. Ma a dare sapore a questa stagione di rilancio e togliere un po' di normalità, il percorso in Coppa Italia. Domani a Ravenna continua un sogno per creare blasone, autostima e una storia a questo Cernis Muzzane. Noi abbiamo già sentito questo flusso, questo fluido dall'ambiente, perché comunque non c'erano mai arrivati nei quarti di finale, e siamo contenti di questo perché abbiamo dato un ulteriore entusiasmo. Di squadre in Italia che vincono i campionati ce ne sono 1000 circa, la terza categoria e la prima e la Serie A. La Coppa 1000 squadre. La Coppa la vincono in 3 e rimani sull'Albo d'Oro, e questa è la roba che è importante. Abbiamo sentito Zironelli, adesso faccio un bel giro di opinione con tutti voi per sentirvi dire un po' che pensieri avete, che effetto vi fa vedere questa di grafica, perché la prima magari non era chissà quanto bella con quei difficili calcoli che mi sono messo a fare, infatti con Simone ne parlavamo, penso l'ho capita solo io la grafica di prima, però questa si capisce, ovvero questo è un tabellone adesso che diventa interessante. In Friuli Venezia Giulia non ci siamo mai messi a guardare il tabellone della Coppa Italia di Serie D, almeno io non ne ho ricordi a questo punto. Ci sono nomi come Livorno, Piacenza, il Ravenna appunto di un direttore sportivo come Braida, e quindi che effetto vi fa? Che considerazioni volete fare sul Cernis Muzzane che è lì e che domani va a giocare a Ravenna? Candido. Beh, insomma, in questo tabellone ci sono squadre blasonate con una storia, al di là dopo delle vicissitudini ultime, storie importanti, squadre che hanno militato in Serie A. Vedere lì la squadra del Cernis Muzzane comunque a rappresentare, è la squadra comunque di un piccolo paese, con il massimo rispetto, no? Ma credo che sia un orgoglio per tutta la famiglia Zanutta, e che li ripaga anche di tanti investimenti che sono stati fatti. Speriamo che, insomma, auguriamogli il meglio anche in questa competizione, naturalmente. Merlino? Vedere il Cernis competere con città,
stadi importanti, società veramente che hanno un passato tra i professionisti nella Serie A, deve essere un motivo di orgoglio e di vanto per il presidente, ma per tutto il calcio dilettanti. Questo è un segnale perché, come si dice prima, se si costruisce con calma e pazienza i risultati si ottengono, e già essere arrivati a questo punto è un bellissimo risultato. Jimbo. Io sono d'accordissimo con quello che hanno detto loro e sono super d'accordo con il mio riallaccio al discorso del mister prima del campionato. Sì. Se lui riesce a portare, essere più concreto e volevo dire essere più concreto, non subire tanto come era successo all'inizio del campionato e portare questo sistema di gioco anche in queste partite qua, riesce a fare molto bene, secondo me. Sei stato bravo a capire che era il momento di invertire rotta anche di mentalità. Sì, il modo di giocare, il modo di non subire, perché se si subisce in queste serie qua poi viene difficile. All'inizio era molto, molto difficile. Subiva troppo, e invertendo quel trend sono arrivati i risultati in campionato, i risultati in Coppa che hanno dato autostima. Simone, e poi arrivo a Paolini per parlare di questa Coppa Italia adesso il Cernez Muzzane proprio anche tramite la Coppa è cresciuto. Beh sì, vincere aiuta a vincere, no? Lo dicono anche quelli più bravi di me, insomma, qui abbiamo chi ha giocato per tanti anni e credo possa confermarlo. Quindi la Coppa è chiaro che se da un lato ti impegna perché il Cernez Muzzane ha giocato per lunghi periodi, domenica, mercoledì, domenica, domani un'altra trasferta, è già andato a Palazzolo, è già andato a Lavis, Portogruaro è anche vicino, però comunque viaggi, ti alleni meno, ti alleni diversamente e vinci, è chiaro che ti dà più stimoli. Poi l'ha detto Zironelli, ha fatto ruotare tanti giocatori, quindi ti permette anche di capire a che punto è la rosa e comunque gli ha dato buoni riscontri, buoni risultati. Chi gioca in Coppa anche domani già ha la motivazione in più perché giochi in uno stadio contro una squadra blasonata e più tu domani quando vai in campo, spero che succeda anche domani, vuoi far vedere al mister, aspetta mister, forse merito di giocare anche domenica in campionato io, quindi insomma chi gioca meno dà di più. E poi ha detto che giocherà con quelli che hanno fatto questo percorso, non è che va a toccare anche i protagonisti della Coppa con magari quelli che sono più considerati titolari in campionato. C'è un altro tema Nicola, la Coppa, abbiamo visto il tabellone, quarti di finale, adesso ti fa gola, guardi questo tabellone che abbiamo proposto, fa gola, e fino a prima magari non ci si pensava alla Coppa. Tu che hai giocato tanti anni in D, adesso al di là che non ti dà una promozione, non ti dà dei risultati concreti, può dare una storia magari, no? Ma allora, innanzitutto uso un termine che arrivare già ai quarti è semplicemente fantastico, e lo dico anche insomma, da ex calciatore di quella categoria, che tra l'altro forse chi vince la Coppa dovrebbe avere una posizione nei playoff. E non li fanno più quelli nazionali. No, ma nell'eventuale ripescaggi forse viene tenuto non mi credo, chi vinceva. Però al di là del calcio è un prestigio enorme perché è un titolo nazionale ed è una cosa fantastica. Quello che diceva Zironelli. Esatto, no? E poi un altro aspetto importante, proprio per far crescere secondo me un gruppo di giocatori che è stato insomma amalgamato quest'anno, il fatto di viaggiare di più, di andare a fare queste partite, accresce anche, oltre anche l'abitudine ai giocatori di affrontare certe gare, di sentirsi anche un po' più di livello superiore. È una cosa che una polverina che magari non si dice ma si sente nello spogliatoio, no? Sì, quindi viaggiare, andare a giocare a Ravenna, magari passare il turno, accresce l'autostima anche di un gruppo e poi questa positività si riversa sicuramente nel campionato, perché è vero che più si va in giro a giocare e più si va anche a vincere e più fa crescere assolutamente. La stanchezza passa, ma poi l'autostima ti rimane e diventi più forte. Poi crei una tradizione che il Cernez Muzzane non ha. Il Cernez Muzzane deve tutta costruirsi la storia per ambire... esperienze che anche i ragazzi mettono dentro, anche la società mette dentro, perché anche la società, e sono esperienze che poi ti rimangono lì e ti servono poi per il futuro, metti dei tassellini uno dopo l'altro. Sì. Infatti secondo me di questa Coppa Italia che nessuno guardava, e la guardavamo sostanzialmente come utile solo per il minutaggio dei giocatori, soprattutto inizio stagione, Simone, resta, al di là di quello che succederà domani, resta perché hai raggiunto un obiettivo di crescita. Sicuramente perché vai a giocare sei tra le migliori 8 d'Italia nella manifestazione, giochi con squadre che sono blasonate, quindi
tutto aiuta da ogni punto di vista, sia dal punto di vista morale che tutto. Quindi, altro giro di opinioni. Zironelli ha già conquistato un risultato, un obiettivo al Charly Smuzzane, è già ampiamente promosso il nuovo mister dopo gli ultimi anni difficili, cioè è finora uno dei migliori, se non il miglior allenatore, o è troppo presto per dirlo? Gerli. Guarda, se si doveva parlare dell'inizio magari ha avuto un po' di difficoltà secondo me, però è un allenatore professionistico, quindi queste cose qua lo salta immediatamente, si sono visti quei risultati comunque. Riparto sempre dal discorso che all'inizio prendeva tanti gol, si è sistemato e il Charly inizia un po' a viaggiare. Non mi hai dato una risposta definitiva sul mister, vediamo se me la danno loro. Presto o gli diamo già un valore molto chiaro a Zironelli al Charly Smuzzane? Allora, è presto, perché comunque sono passati pochi mesi, però insomma è un bel allenatore che secondo me va tutelato, va protetto, perché potrebbe essere che magari in futuro qualche partita venga sbagliata, però ha dimostrato che bisogna dare fiducia, anche perché come persona mi sembra veramente una persona genuina e molto positiva, e anche per un allenatore questo è importante, quindi no, ma perché no? Perché sono passati pochi mesi, anche un po' per scaramanzia. Ok. No, perché non è neanche finito il girone di andata, però ha fatto fin qui benissimo, è in competizione su due fronti, uno per insomma la parte sinistra e uno in Coppa, e poi perché un allenatore che arriva al primo anno, all'inizio, l'ha detto lui, ha capito che andava a schiantarsi e cambia e ottiene i risultati, assolutamente sì. Ha la possibilità domenica di girare a 28 punti, che sarebbe il secondo miglior punteggio di sempre dopo i 30 di Moras nel 19-20. Ok, allora Coppa Italia di Serie D, domani ci saremo, naturalmente vi proporremo servizi e interviste nei nostri spazi quotidiani, ma a proposito di Coppa, adesso si chiude l'andata, no? Manca una giornata, ma poi si riparte con la Coppa Italia che verrà ospitata proprio a San Vito dalla Sanvitese. Le finaliste sono Tamai e Codroipo e la Coppa è in diretta su TV12. Ecco la Coppa Italia. Che gol! Vince la terza Coppa Italia consecutiva il Brian Lignano. Dopo i 3 titoli consecutivi del Brian Lignano c'è spazio per una nuova storia. La prima volta del Codroipo, il Tamai che torna in finale dopo 32 anni. Domenica 5 gennaio al Comunale di San Vito al Tagliamento, ore 15, la finale di Coppa Italia di Eccellenza. L'evento più atteso del calcio dilettanti apre il 2025 in diretta su TV12. Tamai Codroipo. Carlo Candido, cosa significa ospitare questo evento? Beh, è una grande soddisfazione per San Vito e per la Sanvitese. Ci sarebbe piaciuto esserci noi in finale, ma così non è stato possibile. Comunque penso che Tamai e Codroipo in questo momento probabilmente sono insieme alla Pro Gorizia le squadre più in forma, escludo la Sanvitese naturalmente, le squadre più in forma di questa eccellenza, e sono certo che sarà una bellissima finale. Mi auguro che venga anche tanta gente allo stadio a vederla, perché l'ambiente contribuirà sicuramente a far bella ancora di più quella partita. Sicuramente bisogna essere presenti, non manca, la Coppa Italia non manca al pubblico, poi si potrà vederla anche in diretta. Avrete adesso 20 giorni per mettere il campo in perfette condizioni. L'ho visto un pelino in ritardo il terreno. Ma no, secondo me già ieri era bene, poi si sa, insomma, i campi nei dilettanti devono sopportare un certo numero di partite, miracoli non se ne possono fare, già vengono chiesti tanti miracoli alle società, insomma il campo secondo me è buono e comunque sarà ottimo per la finale. Vi aspettate ovviamente tanta gente, state preparando qualcosa di particolare che puoi svelarci? Qualche curiosità?
l'organizzazione adesso non vorrei dire, ma è della FIGC, non è che ci prendiamo meriti. Noi certo. mettiamo lo stadio, io penso comunque che lo stadio di San Vito è uno stadio grande, la tribuna grande. Però ormai, adesso non voglio metterti pressione, ma chi organizza le finali ci ha abituato a tante cose. Noi, non so se avete capito dove siete, vicepresidente, la finale, sono tante iniziative, c'è chi ha fatto i fuochi d'artificio, le Dame Castellana, per quello te lo chiedo. Vedrete, non voglio trovarti impreparato. No, saremo preparati, vedrete. Sarete soddisfatti della finale giocata a San Vito. Non ci dai curiosità? Avevo sentito di qualche curiosità, ma ce lo dirai il 4 gennaio quando ci sarà la presentazione della Coppa. Il 3 gennaio la presentazione della Coppa. San Vitese che non ci arriva in finale, però è buona tradizione a chi ospita poi trovare continuità, no? Abbiamo visto il Codroipo, abbiamo visto il Tamai, l'ha ospitata adesso in finale, quindi è un obiettivo del futuro della San Vitese la Coppa? Beh, sarebbe bello perché insomma comunque i campionati sono, chi vince il campionato è sicuramente la squadra più forte alla fine, questo è indubbio, però chi vince il campionato è solo uno, altri obiettivi o si lotta per la salvezza, se no bisogna andarseli a cercare. E la Coppa sicuramente è un obiettivo prestigioso, è un trofeo da mettere in bacheca, è sempre qualcosa che poi si ricordano. Certo. Quindi... In effetti le ultime due società ospitanti, Tamai e Codroipo, sono le finaliste di quest'anno. Sì, il Lignano l'ha ospitata, l'ha vinta direttamente in casa e poi c'è tornato. E poi insomma la finale di Coppa Italia è un evento, lo abbiamo già cominciato a parlare, lanciarlo in diretta e darà le prime certezze all'eccellenza, perché il campionato non si riesce a decifrare, poi ne parleremo con Candido e con voi di questo equilibrio incredibile in eccellenza, ma la Coppa ci darà già un segnale, credo, tra Tamai e Codroipo. Vincere la Coppa potrebbe dare autostima? Cosa dite? Può darci delle risposte la Coppa? Decisamente sì, anche perché poi in finale ci sono due squadre che, considerata anche la classifica, che si è mossa a rilento, sono comunque anche con le due vittorie del Tamai rientrate entrambe in corsa anche per un'eventuale vittoria del campionato alla fine. Ma adesso Tamai e Codroipo, tra l'altro possiamo vedere le immagini, la curiosità, Bertoli protagonista per il Codroipo nella vittoria dell'andata con l'UFM in Coppa, Parpinel protagonista nel gol che mette al sicuro la qualificazione a San Luigi, Bertoli e Parpinel che siglano i gol delle vittorie dell'ultimo turno di campionato, due nomi che si ripetono in vista della finale di Coppa, ma giro di opinioni, Tamai e Codroipo, chi vi piace di più in un'eventuale finale per dire quale potrebbe essere la squadra che può avere un ruolo da favorita in questa Coppa? Simone? Sì, allora intanto ti dico che il 5 gennaio tu, per rispondere alla tua affermazione di prima, ci dirà chi è la squadra che non sarà così, ma è a 5 partite dalla Serie D intanto, perché poi c'è una fase nazionale che dà un posto in D e quindi è difficile, non è mai successo, però è lì. Temo una parola sbagliata, credo che il Tamai, proprio per abitudine a giocare a questi livelli, a giocare a livello superiore per tanti anni, nella gara secca, nella gara che mette in palio tanto, nella gara che insomma ci vuole veramente la cazzimma, passami il termine, possa avere un po' più di esperienza del Codroipo, ecco. Gerli? Sono d'accordissimo anch'io col Tamai, anche perché anche col campionato ti ho sempre detto che secondo me è una squadra che salirà e salirà fuori, infatti piano. Anche se poi le finali sfuggono ogni pronostico, non ce ne voglio in questo momento secondo me il Tamai ha qualcosina di più. Io invece credo che il Codroipo ci arrivi con qualcosina in più per... Assenza pesante di Nastri, secondo me. Quello è vero, in mezzo al campo. Quello cambia un po' di equilibrio. Nicola? Secondo me è equilibratissima. Sicuramente il Tamai ha più tradizione, però riallacciandomi alla cazzimma tirata in ballo da Simone, se magari il Codroipo non ce l'ha, ma secondo me il mister Fabio è uno che ne ha parecchia di cazzimma e quindi poi tra l'altro l'ha anche già vinta la Coppa con la Gemonese contro Charlins. Due volte? No, una volta. Una volta. E quindi secondo me Fabio insomma, è equilibrato perché da una parte e dall'altra. Comunque un Tamai che ha appena ritrovato le certezze, seppur bene, ne parleremo, 2 vittorie, un Tamai che sta cambiando un po' pelle, adesso in uscita anche Mestre. Ha rescisso, ho visto. Ha rescisso anche Mestre, quindi
qualcosina è successo a Tamai, al di là di tutto, quindi in questo senso vedo Codroipo leggermente avanti. Per Candido? Assolutamente in equilibrio. Mi piace sottolineare che noi le abbiamo affrontate e battute entrambe. È vero. Però assolutamente sono due squadre molto forti e magari quando le abbiamo incontrate noi, poi il Codroipo ci ha eliminato dalla Coppa, c'è da dire anche. E secondo me, come è equilibrato il campionato di eccellenza, secondo me sarà equilibrata anche la finale della Coppa. E forse la finale più equilibrata degli ultimi anni, dicevamo domenica, così, in un certo senso equilibrata, spinta più verso l'alto dalla classifica. Brianchiosi Tamai era sì. E anche con due squadre che erano già d'alta classifica, in questo momento ne parliamo dopo. L'eccellenza non ha le squadre d'alta classifica, c'è un grande equilibrio, le potremmo definire per il momento tutte da medio-alta classifica. Merlino? Per la finale? Sì. Finale, sai, partire dietro un attimino, un passo indietro è sempre meglio. Dà meno pressione, dà meno tensione anche ai giocatori, quindi permette di performare meglio. Sicuramente grandissima prestazione sarà degli arbitri, perché chiaramente la partita è la vetrina anche per loro, e sono partite veramente che basta un episodio a volte per sconvolgere qualsiasi pronostico. Allora, alla scoperta degli arbitri noi abbiamo iniziato questa novità per raccontarvi un po' qualche chicca regolamentare, per istruire anche e cercare di capire meglio gli episodi che possono nascere durante le partite. Con Merlino chiudiamo questo anno, quest'ultima puntata del terzo tempo, proprio chiudendo anche con una delle grandi novità che abbiamo voluto introdurre. Abbiamo scelto proprio oggi di parlare del fallo da ultimo uomo e abbiamo preso una partita di Coppa. Quella che ho nominata io. Chios Brian Lignano, vinta da Brian Lignano. Facciamo vedere le immagini e questa è siamo nel supplementare, Zucchiatti va via molto forte, gioca palla a Tartaro, viene esteso e scatta il cartellino rosso. Merlino. Allora, adesso il regolamento parla, quindi parliamo della regola 12 fondamentalmente, parla di dogso, quindi impedire una segnatura all'avversario o la possibilità di segnare. Allora in questo caso qui il fallo, la prima discriminante è chiaramente se avviene dentro o fuori area, perché poi cambiano le varie dinamiche, ma dopo lo vedremo. Ci sono 4 criteri fondamentali da valutare in questo caso qua, quindi capite che per un attimo l'arbitro deve fischiare e valutare 4 cose. Quindi la prima cosa è la direzione dell'azione, quindi da che parte va il giocatore che subisce il fallo. Quindi se va verso la porta, esattamente, o meno, verso la bandierina o verso la possibilità di avere il controllo o se ha il controllo del pallone, quindi in questo caso qui il giocatore aveva stoppato il pallone e si stava andando verso la porta avversaria. Ho perso il filo, ci sono il numero di difendenti e la posizione degli stessi, quindi in questo caso qua era veramente l'ultimo difendente, non c'è nessuno al lato, e scusate ma ho perso il filo. Poi pensa che però chi deve farlo in campo non può perdere il filo. La distanza tra il punto dove viene il fallo e la porta, quindi in questo caso qua siamo al limite dell'area, quindi sono tutti e 4 i criteri della Doxo che sono rispettati, quindi la distanza del pallone, la direzione e il numero di difendenti. In questo caso qui l'arbitro è stato anche molto bravo perché era molto vicino, aveva fotografato bene. La difficoltà è proprio questa, perché qualora dovesse mancare uno solo di questi criteri non diventa più un'espulsione, ma una munizione. Ecco. Io infatti, ma infatti quando noi gridiamo rosso non sappiamo niente. Nessuno sappiamo. Ma che non esiste neanche la dicitura un fallo da ultimo uomo. È il doxo si chiama. Ma il fatto che poi per un arbitro è più difficile ricordarseli che applicarli in campo. Come un giocatore non è che deve ricordarsi come stoppare il pallone, lo fa. Esatto. Oppure uno che dicono chiara occasione da gol, anche lì non è proprio corretto. È una cosa, fallo da ultimo uomo. Però io lo devo sfruttare, sono qui e devo fargli la domanda. Allora, il criterio, tutto giusto, ma il criterio della distanza, se quel fallo lì, lo stesso fallo fosse stato, che era l'ultimo, un attaccante, l'ultimo difendente, ma fosse stato 10 metri oltre il centrocampo, quindi mancavano 40 metri, lì sarebbe stato da rosso comunque? L'arbitro deve valutare se secondo lui il difendente o un altro difendente avrebbe
potuto recuperare la palla. C'è uno dall'esterno che può tagliare, può rientrare. Quindi la difficoltà è veramente avere una visione periferica, perché bisogna fare una fotografia dell'attimo e lì decidere. E l'attimo è veramente... No, io sono contrario, cioè uno se è a 40-50 metri dalla porta, io darei il giallo, non darei il rosso, perché comunque deve... Però la distanza è una discriminante. Però quante volte l'attaccante è molto più veloce del difensore? Ho capito, ma nel dubbio non si possono dare il rosso. Cioè, rosso più ci allontaniamo e più il rosso diventa arancione. Diventa arancione, giallo, ma questo è proprio... Però avete sentito, insomma, adesso... Ripetiamo, noi non facciamo moviola, cerchiamo di far capire com'è un episodio e come viene interpretato e cosa dice il regolamento. Quindi, quando noi siamo lì che diciamo rosso, all'era l'ultimo, chiara occasione da gol, no, ci sono i criteri, cioè ho stoppato la palla in direzione verso la porta, è l'ultimo difendente, ci sono altri difendenti. Sono vicino o lontano. Sono vicino o lontano alla porta, quindi insomma questo fa capire come arriva la valutazione. Secondo me è vincente, io lo sostengo da sempre in tutte le categorie, che gli arbitri parlino, cioè gli arbitri devono parlare. Io farei andare in sala stampa anche gli arbitri a parlare e a spiegare, perché è una tutela secondo me anche per gli arbitri. Hai ragione, ma c'è un problema, bisogna parlare e soprattutto bisogna voler ascoltare a volte. Ma parliamo, non possiamo avere tutto subito. Cioè, all'inizio, però secondo me l'AIA questo passaggio lo dovrebbe sicuramente verrà fatto e secondo me adesso ce ne sarà ancora un passo fatto in più, però bisogna giustamente non a caldo, con tutte le cautele del mondo, ma l'AIA se non esce da questo guscio comunque scusa vai. Però Nicola, un conto è far parlare Zufferli che ha 30 anni, che ha arbitrato già 40 volte al sud in B e in C e va a Roma dove al VAR, tra l'altro fanno open VAR adesso, l'AIA si è aperta. Un conto è far parlare un 19enne, il 19enne che fa l'esordio in promozione, ma partiamo da là, perché da là devono partire, poi negli anni io se posso concordo con quello che dice Paolini. Domenica è stato espulso Bonilla ce lo scrivono, guarda, ce lo scrivono, però poi mi dici, l'arbitro era Anaclerio che ha dato la spiegazione alla panchina della Juventina, ai giocatori in campo. Anche noi eravamo un attimo sorpresi, perché in genere quando viene fischiato il rigore siamo portati a pensare che non ci sia l'espulsione. Invece ha dato la spiegazione che in quel caso l'intervento del difensore non era volto a cercare il pallone, ma era solo a fare fallo, e ci ha spiegato quella regola e gli animi si sono calmati subito. Anaclerio è uno che parla, Anaclerio io l'ho visto anch'io tante volte, questo è un bel segno, un buon arbitro che passa. E Bonilla è uscito tranquillo dal campo, non so se arrabbiato, ma non so se è lo stralcio del regolamento che ti avevo mandato, ma proprio in area di rigore poi cambia, c'è una chiara occasione da rete, il Dogs in area, qualora il difendente faccia fallo cercando di giocare il pallone, quindi in maniera diciamo genuina, non è espulsione ma è ammonizione. Qualora spinga, trattenga, quindi faccia qualsiasi cosa che va contro il giocare a calcio, è espulsione. Ma infatti quando ci scrivono, voglio precisare questa cosa, si potrebbe sapere se il rigore di domenica in Savitese Juventina è da cartellino rosso o meno di Bonilla? Ricordo che eravamo al settimo del primo tempo. Noi non vogliamo, guarda che non è questo l'obiettivo, venire qua e fare la moviola e creare la discussione sugli episodi dei dilettanti, perché potremmo prendere, cioè noi lo facciamo, noi di base mettiamo le immagini e tra opinionisti ne parliamo, ma non è questo il ruolo di Merlino. Il vero punto è, signore che mi scrive o chi mi scrive, con la spiegazione che cerchiamo di dare, io sapevo tutte queste cose, posso arrivare a una deduzione io su quello che è di Bonilla? Questo è quello che vorremmo fare, fermo restando che poi resterà sempre un'eterna discussione, gli episodi nel calcio restano un'eterna discussione, però diamo degli elementi in più. Si danno gli strumenti per poter poi valutare, poi sbagliano i giocatori, sbagliano gli arbitri, questo è pacifico, però se diamo degli strumenti su quali le persone possono avere dei criteri certi, perché purtroppo il regolamento, queste 17 regole sono un po' variabili da chiosco a chiosco, da campo a campo e da squadra a squadra, però 18 regole. Il buon senso. Bravo, vede che sei preparato. Il maestro è preparato. Quindi non vi porto a fare la moviola degli episodi che ci sono stati, prendiamo qualche episodio come questo di una partita già stata passata, dimenticata, come quella della prossimo anno Merlino ci dirà se Bonilla era da espulsione o no, che dire. Ma questa parentesi con Andrea così
È bellissima. Credo valga molto. Perché... Ma nelle prossime puntate magari prenderemo altri episodi simili per poter dare una un'idea. rubrica tutta... Sì, lo spazio c'è. Allora, c'era un episodio di Coppa, vi abbiamo detto che la Coppa sarà la grande esclusiva di TV12 perché insomma quest'anno vi raccontiamo tutto, ogni giorno con i nostri speciali, abbiamo la prima serata e la Coppa sarà in diretta. E adesso dobbiamo cominciare con i nostri temi di approfondimento, le nomination e il non va. Comincio dal non va, perché il non va trova le sue radici proprio nella Coppa Italia di eccellenza. Vediamo. Sapevo. Prova la gran botta! Non va. Esce dalla crisi di risultati il Fagagna, ci entra il Monfalcone, che non vince dal 10 novembre. Un mese fatto di 4 pareggi e una sconfitta, l'ultima al Boito con i rossoneri, ma anche l'eliminazione in Coppa Italia a novembre. E così la squadra di Zanuttic, da quando poteva decollare, si è fermata. E quindi non va? Allora non va in campionato perché la Coppa è vero è stata eliminata, però quella sera aveva anche battuto il Codroepo sul suo campo, quindi lì poi i rigori sono un terno all'otto, no? Come li definiamo tutti. Però secondo me evidentemente che l'UFM quando aveva fatto quella bella serie ed era salita credo al terzo posto forse, poi si è sciolta. Quindi... Come diciamo non è riuscita a decollare a novembre. No, secondo me non è riuscita a mantenersi in quota. Addirittura. Era arrivata a terza, se vi ricordate. Adesso se vedessimo la classifica giornata dopo giornata. Cosa mi dite? Candido? Insomma, non va 2 punti e sarebbe seconda, per cui è sempre in questo campionato talmente incerto, talmente equilibrato. Questo è vero. È relativo, cioè noi adesso siamo primi, si alternano, con 3 punti in meno saremo ottavi, per cui è davvero, secondo me, il Monfalcone è una squadra che dirà. Insomma. Però ci dice quest'ultimo mese, no, Nicola, che non è riuscita a fare quel saltino a livello di classifica e di obiettivi. Sono d'accordo con Simone, perché arrivata lì poi non si è mantenuta lì. Sei troppo d'accordo con me. Ti prego, un Nicola. Ho qualche causa che non so. No. Adesso basta. Però non penso che nel caso del Monfalcone sia dovuto all'eliminazione della Coppa, onestamente, anche perché comunque la gara l'ha fatta, è uscita a rigori. A parte che non va in eccellenza, è proprio cercare il pelo nell'uovo, come dice Carlo. Sì, è vero. In 8 punti ci sono 10 squadre, però concordo un po' con... Vi faccio altri esempi di non va allora. Continua a non andare Azzurra, anche se ha fatto un punto, però l'ha fatto con tutto il rispetto. Bravo il Casarsa, ma col Casarsa l'Azzurra, sapendo lo storico, il percorso che ha fatto, doveva riprendere il suo cammino e così non è stato. Sentiamo cosa ha detto, ce l'abbiamo Franti? Sì, Franti, così mi commentate anche un po' la sua analisi, che sì è della partita ma prende un po' anche questo inizio suo l'Azzurra, sentiamo. Dico anche a livello di gioco, insomma, se la squadra ha giocato e ha cercato di fare qualcosa, eravamo noi. Il primo tempo proprio abbiamo avuto penso il 70% verso palla, se non di più, creato delle occasioni importanti, abbiamo messo dei giocatori davanti alla porta, mentre il nostro portiere non ha mai toccato il pallone. Quindi credo che potevamo andare in vantaggio, dopo abbiamo sbagliato e lo abbiamo fatto. Il secondo tempo invece la partita era più equilibrata e una squadra difficile da affrontare, si vedeva che sono venuti qua per non perdere, per perdere tempo, quello sì, perché abbiamo giocato poco veramente, ma quando trovi qualcuno che gli permette è così. Poi in questo momento, oltre ai risultati che non vengono, ci sono anche gli episodi che ci girano male. Abbiamo perso Gorizia con una fantasiosa trattenuta da un rigore, mentre qua al 92esimo sembrava, adesso devo rivedere il filmato, ma sembrava un rigore netto su Zaccaria. Allora, al 92esimo ho visto dei risultati che squadre hanno vinto sul rigore alla fine e noi non ce l'abbiamo fatta. Cosa servirà per trovare questa prima vittoria su questa panchina? Ma dobbiamo capire, lo stiamo capendo, che bisogna essere un po' più sporchi in certi momenti e bravi e tecnici quando serve, perché la squadra è dotata più al giocare che diciamo a fare il muro. E qualcosa dobbiamo imparare anche dalle squadre come queste,
che giocano di meno e sono un po' più furbe, e quindi questo dobbiamo farlo per non concedere palle gol. Cosa pensate, Gerli? Ma guarda, io a parte l'UFM ti avrei detto subito l'Azzurra, anche perché sono nella zona lì, sento anche le voci e tutto. E per me il mister Frante, che lo conosco, un amico e tutto, però gli vorrei dire anche che forse non sono entrati ancora nella sua testa parecchi giocatori per tirarsi fuori da questa situazione qua. Il suo modo di giocare, secondo me, per qualcuno lì non è adatto, o almeno si deve adattare. Ok, Fornaziere. Ma mi sbilancio. Sì, vabbè, ci sta. Sì, mio pensiero. io non l'ho mai vista da quando c'è Franti l'Azzurra, però non mi piace molto quando si parla delle altre squadre, cioè dire questi sono venuti qua per non vincere, sono venuti qua per non giocare. Ognuno fa quello che crede, insomma, se una squadra va in campo fa quello che può, insomma, bisogna essere tu più bravo per fare gol, per sfondare. Secondo me il problema all'Azzurra non è né delle altre squadre né degli arbitri, il problema è che all'Azzurra il povero Franti, come un po' arriva d'Arcano, non ha, secondo me, davanti chi può decidere le partite, quindi mi sento anche di quasi assolvere Franti, passami il termine, però cioè, chi fa gol là davanti? Adesso hanno preso Pagliaro, vedremo, ma Pagliaro ha fatto l'assist per Gassi, è mancato Gassi. Corvaglio, insomma, avrebbe giocato. Io ho un'idea su queste dichiarazioni, però prima voglio sentire Paolini. Ma allora, per quanto riguarda, anche io sono convinto che comunque i calciatori non siano ancora riusciti a fare il passaggio tra anche forse il metodo di allenamento, il metodo di gioco che aveva prima il mister Campo con Franti, ed è evidente perché insomma i risultati lo dicono chiaramente. Quindi questo è il primo problema in questo momento anche del gruppo, insomma, dei giocatori. Sul fatto del gol è relativo, perché comunque si può anche sopperire all'attaccante che fa meno gol trovando soluzioni diverse anche per andare in gol, giocando in modo magari non ho visto neanch'io l'Azzurra di Franti, quindi non voglio esprimermi, però insomma secondo me l'alibi dell'attaccante che non fa gol arriva fino a non basta, non mi convince onestamente. Sapete cosa? Ditemi se sbaglio, a parte allora, le dichiarazioni a fine partita, almeno Franti è uno che dice quello che pensa, quindi, su questo assolutamente invece di sentire sempre quella, no? Che ormai sta diventando un brutto vizio quasi anche nei dilettanti. Poi è ovvio che dire quello che si pensa, purtroppo ne so qualcosa, è rischioso, no? No, a me non convince tanto. Anche per noi. Anche per noi. No, a me non convince tanto, ma lo dico proprio non con polemica. La sensazione che il gioco, come dici tu, gli altri no, il gioco, mi è sembrato che questa dichiarazione potesse fare che ha uno storico di calcio spettacolare, no? Nel senso, l'Azzurra comunque è una squadra che non è che stiamo parlando di una squadra che deve dimostrare quest'anno al suo secondo anno in eccellenza il valore, non so, mi sembra quasi che non diamo troppo valore a chi siamo, cioè pensiamo che forse tu sei una squadra che deve fare semplicemente punti e ti stai dando un valore un po' oltre, secondo me. Ecco, questa è la sensazione che domenica va anche a Fagagna, lo so. Sì, c'è Fagagna Azzurra domenica, quindi cioè mi è sembrato che stesse parlando da una parte chi è faccio una provocazione, non prendetemi alla lettera, chi è il City di turno che ha il possesso palla contro una squadra che non ha gioco. Ecco, questa cosa qua non mi ha convinto tanto. Sì, è vero. No? No, forse non è neanche questa la chiave di lettura, perché lui fa un passaggio in cui dice anche che addirittura Casarsa è una squadra più furba, invece è la neopromossa fondamentalmente, sì. È una squadra che è terzultima, quindi una squadra furba, come minimo dovrebbe avere una ma non vedo perché non dovrebbe essere, perché l'Azzurra non sia questo, non è che tu hai in mano una squadra con tutto rispetto, cioè è una buona squadra. Beh, una buona squadra. Una buona squadra, però. Ma anche Franti è un ottimo allenatore. Ma il problema secondo me è che probabilmente non è ancora riuscito. Ancora, credo. Volevo fare una domanda a chi ha giocato a calcio. Il fatto che
si creano, come dicevi tu, poi degli alibi, manca l'attaccante, gli avversari, che poi ognuno mette in campo le qualità che ha, c'è chi è più tecnico, chi cerca con più malizia, chi l'abbiamo visto ovunque, chi ha giocato al Sud Italia sapeva che quando la squadra di casa vinceva al 60° sparivano anche i palloni, però fa parte del gioco purtroppo, ma bisogna trovare chiaramente poi la chiave di volta. Il fatto nel giocatore che si creino degli alibi, l'avversario, il fallo, manca l'attaccante, non fa l'effetto contrario, forse ci si affloscia un po'. Chiedo a chi ha giocato. Assolutamente, sono d'accordo con te, trasferisci un po' l'alibi, no? Quando invece probabilmente, insomma, alla fine i numeri sono abbastanza impietosi, no? 5 partite 1 punto e quindi insomma qualcosa in più va fatto. Cioè non è che ho 5 partite 1 punto perché gli altri hanno fatto un certo tipo di gioco o quant'altro. O perché chiaro che bisogna trovare la chiave è anche a volte andarci sopra, un po' di entusiasmo, crederci, osare di più, cioè andare oltre. Esatto, andare oltre. Quindi oltre che quegli episodi citati, insomma. Comunque è un non va, lo abbiamo detto, ci fermiamo un attimo, devo fermarmi, dopo la pubblicità ho anche un altro non va e dopo secondo tempo di terzo tempo, le nomination e l'eccellenza che è il tema centrale, lo affrontiamo fra poco. Secondo tempo di terzo tempo e allora pronti per entrare con le nomination, il tema centrale di stasera, ma questa eccellenza indecifrabile, come proviamo a decifrarla? Parleremo ovviamente della Sanvitese che guida questa eccellenza, però vi ho parlato, chiudo le nomination negative che prima hanno fatto parte della nostra primo blocco di puntata, con l'ultimo non va. Che è questo, vediamo. È un giocatore che sta mancando clamorosamente. Ci mancano i suoi gol. Sì, i gol di Sokanovic sono mancati e continueranno a mancare. Addio alla Gemonese, nonostante le dichiarazioni la scorsa settimana del direttore sportivo Max Gubiani. Com'è il rapporto Gemonese-Sokanovic? No, è tranquillo, assolutamente. Sokanovic non ha mai, a parte le voci che si sente, sì, che va, non va, rimane, non rimane, Sokanovic da noi sta bene, rimane alla Gemonese. Solo 3 gol, 4 ammonizioni, 2 espulsioni, la storia tra Sokanovic e la Gemonese non ha proprio funzionato, vedremo se tornerà bomber implacabile ancora con la Forum Miuli. Allora, non è andata proprio così, come aveva detto Gubiani, dopo quell'espulsione qualcosa è saltato evidentemente. Vi chiedo, ci soffermiamo più sul fatto che è stato un flop, secondo me clamoroso per la qualità del giocatore a Gemona, oppure diventa di nuovo un grande acquisto per la Forum Miuli? Qual è la vostra lettura, Gerli? Per me diventa un grande acquisto per la Forum Miuli, sì. Di nuovo. Secondo me a Gemona lui non è mai riuscito a entrare nel gioco. Okay. Per quello che può fare lui e per l'attacco alla porta e tutto il resto. Quindi la Forum per me si torna a trovare bene, vedere che torna a far gol. Ok. Beh, sicuramente è stato un flop a Gemona, c'è poco da dire perché arrivava con grandi aspettative, tutti dicevano in estate, hanno preso Sokanovic, adesso la Gemonese è la vera antagonista del Pordenone e invece così non è stato. E sì, alla Forum Miuli, intanto credo che la Forum Miuli esordirà fra 3 domeniche dopo questa immagine, infatti. Però comunque esordirà, ho un cruccio, però un dubbio. Sì, la Forum Miuli, ma in un girone che è già assegnato? Cioè un'operazione in che chiave? Playoff? Playoff. La posso leggere solo così? No, dai, Nick. Attenzione che la Forum Miuli ha 24, quanti punti ha? Dovrebbe averne adesso. Purtroppo sì, ne ha 37 e la Varia Mortiane. No, ma io guardo dietro. Ok. La sett'ultima che retrocede a 20 punti oggi. Ok, allora alzo la mano. Tu dici, non voglio rischiare di
Cioè, purtroppo in promozione retrocedono in 7 in quel girone lì c'è il Cervignano, mi sembra, il Cervignano che hanno 20 punti. 20 ok, allora giusto. Quindi probabilmente è una tutela anche da quel punto di vista. 25. No, aspetta, Forum perché è andato nel B, giusto? Però era uscito Speconia, anche se ultimamente di nuovo ha perso qualche certezza la Forum, tant'è che addirittura anche Bradaschi sembrerebbe abbia avuto un'indicazione di dare un segnale, di chiudere almeno con una vittoria questo girone di C'è Forum San Giorgina proprio domenica, no? C'è Forum San Giorgino. Che è derby perché giocano a Torviscosa. È stato a Torviscosa. Però è vero per Sokanovic, è vero, probabilmente una riflessione va fatta sul tipo di giocatore. Forse non è il giocatore, è fortissimo perché in quelle categorie lì uno che fa tutti quei gol, però probabilmente non è uno forte, talmente forte individualista che qualsiasi parte dove va i gol li fa. Probabilmente l'allenatore che lo allena deve saperlo un po' inquadrare e interpretare. Probabilmente l'anno scorso Russo è riuscito a farlo, quest'anno torna in un ambiente che conosce, quindi da lì ha già la white card e parte, però un allenatore che probabilmente, però forse l'anno scorso si giocava assieme. Dico comunque alla Forum dell'anno scorso di Amedeo, sì, c'era Richimiano, sì, c'erano giocatori che gli davano i palloni. Va bene, però probabilmente ho visto 2 partite della Gemonese, lui i palloni, adesso non per difendere Sokanovic, non ne ha beccati tanti. Se li inventava anche i gol, sì, un po'. Finale di Coppa. Aveva dietro, aveva anche giocatori Diciamo che la Gemonese ha avuto un inizio difficile e Sokanovic è stato il grande flop di un mercato che sicuramente puntava su di lui per fare un determinato campionato. Del giocatore che non è andato al miglior giocatore. Andiamo con la prima nomination di stasera, vediamo. Ce l'abbiamo adesso, Il Tamai ha ritrovato il miglior Parpinel e soprattutto le sue punizioni. Già in gol a San Luigi, decisivo per mettere al sicuro la qualificazione finale di Coppa Italia. E nella vittoria di domenica col Cras, ancora una pennellata col destro per passare in vantaggio e un assist perfetto, poi materializzato in gol da una splendida giocata di Virussi. Il Tamai è tornato e ha ritrovato anche un suo leader. Allora, cosa mi dite? Chi parte? Fornasiere qua? Guardi tu, dopo vado io. Vado io? Ok. Sì, Parpinel sta facendo bene, però io domenica, perché noi votiamo, scegliamo almeno il giocatore della domenica, scendo in promozione, il girone della Gemonese proprio, e ti faccio un nome di un classe 2007 che è Edoardo Livon, perché entra nel Sedegliano e firma il gol che vale 3 punti in casa del Corva, quindi della squadra che mercoledì scorso, perché avevamo partecipato di un giorno, davamo come l'antagonista vera del Pordenone, quella che insomma poteva approfittare del fatto che la Buiese riposava e che il 13° giocava. Che potrebbe essere un non va. Il Corva come il Torre in quel girone lì, volevo dirlo prima, però Edoardo Livon, perché quando un 2007 entra dalla panchina e decide, a me è un nome che piace. Insomma, partite importanti, Sedegliano che fa punti importanti, poi insomma, figlio del mister, sì. No? Quindi c'è anche quella storia lì, mi piace questo nome, al netto che Parpinel è un giocatore che si è ritrovato. È importantissimo. Parpinel è l'usato garantito, certo, Livon è il nuovo che avanza, insomma. No, è un bel nome, ci penso molto, ci penserò nel prossimo minuto che mi resta per pensarci. Gerli? Io invece mi piace Parpinel, mi piace il tuo, ma vado su Righini del Fagagna. Che riporta la vittoria a Fagagna. Sì, perché arrivava da 2 sconfitte, un pareggio, era una situazione un po' così, un po' di malumori magari, e lui ha riportato un po' di serenità, hanno fatto una grande vittoria l'UFM, quindi io vado su Righini del Fagagna. Allora, ok, Parpinello abbiamo nominato noi, abbiamo visto le sue giocate, Livon, Righini, tra l'altro con quell'esultanza proprio da leader del Fagagna. Nick, cosa facciamo qua? Io rimango su Parpinel, anche perché sono un po' di parte del Tamai, sai. Sì, qualche consiglio da questo lato degli ospiti? Niente, non mi date un consiglio? Posso dire Mechanic? Anche se della San Vitese. Ha fatto molto bene. Domenica ha fatto un partitone ed è stato protagonista dei 2 episodi, ha segnato il secondo gol, ha procurato il rigore e l'espulsione. Tra l'altro è un ragazzo che già ha qualche anno che si è
insediato bene in eccellenza, no? Insomma, sì, io però lo dico a bassa voce perché non vorrei mai che arrivino. Quindi non te lo passo, dai. Ma però ormai è difficile tenere nel cassetto con immagini, siti. Senti, passo la tua. Mi piace perché dobbiamo dare visibilità anche a queste storie diverse, sì, che non trovano sempre la copertina. Livon. Non avevo dubbi che passavi la mia, Te la passo, perché ogni tanto hai buone idee. Ragione ogni tanto. Andiamo troppo d'accordo con prima io, adesso te. Sì, ma gliene passo ultimamente di nomination. Poi è Natale, insomma, ma era buono. Andiamo con la miglior squadra e si apre il capitolo dell'eccellenza. Dopo la batosta di Muggia, il Fiume Veneto Bannia ha ripreso in mano il suo campionato e sono arrivati 12 punti e finalmente una vittoria con una squadra di Trieste. E che vittoria sul campo della capolista San Luigi, 3-1 con la super giocata di Di Lazzaro e la doppietta di Guizzo, e così con il quinto risultato utile consecutivo il Fiume Veneto Bannia riesce a trasformare la sua andata in un girone assolutamente positivo. San Luigi non più primo da solo e con la San Vitese si apre il capitolo dell'eccellenza, Simone, perché proprio questa vittoria del Fiume porta il Fiume ottavo in classifica a creare questa situazione di 8 squadre in 3 punti, un'eccellenza indecifrabile, e adesso dobbiamo provare, dovete aiutarmi a decifrare, a capire che idea vi siete fatti, chi ha certezze di questa eccellenza. Intanto però mi passate il Fiume miglior squadra, Paolini? Sì, sono d'accordo anche io sul Fiume, lo avrei detto anche senza la tua nomination. Che ha acquistato dal Portogruaro Kevin Rossi. Classe 2001. Quindi allenato dal caro Massimo Muzzini. Sì. Io ci tornerò e ti anticipo già quindi quello che potrebbe essere un altro premio, però squadra ti voglio nominare un'altra squadra, vado in prima categoria, girone B, e ti nomino il Ragogna, 6 vittorie di fila, è rimasta l'unica antagonista, non l'unica, ma è rimasta la prima antagonista al Deportivo che domenica ha perso. Insomma è una squadra che negli anni ormai si è consolidata in quella categoria, a dicembre ha sempre vinto, e quindi io ti dico il Ragogna, che ha battuto 2 domeniche fa il Tagliamento nel derby, che veniva da una buona partita, ha vinto anche domenica a Morsano, quindi nella trasferta pordenonese. Sì, non difficile. E quindi soprattutto davanti ha pescato un po', grazie al suo mister Veritti, dalla Carnia, Knight e Pasta, che sono 2 attaccanti importanti, e il Ragogna per me. Intanto ci siamo soffermati sul Fiume Veneto Bannia, mentre parlava Simone possiamo rientrare. Il Fiume Veneto Bannia nominato da me, dalla trasmissione, confermato da Nicola Paolini, però mentre vedevamo il Fiume Simone Fornasieri insinuava il dubbio con una bella motivazione a questo Ragogna nella settimana in cui anche il Trevignano fa il colpaccio. Fa il colpaccio, bravi. Gerli. Io spazio, vado nelle 3 migliori difese dall'eccellenza in giù e ti dico 3 squadre, che dopo ti dico la soluzione l'1, e ti dico il Deportivo di Marchina, il Terzo di Aquilea dei Baulini e i Grigioneri di Patui. Tutti e 3 hanno subito solo 5 gol in tutti i gironi. Quindi do la nomination, siccome il Depo ha perso, Baulini ha pareggiato, le do la nomination a Patui dei Grigioneri. Ok, ci sta, bene che sottolineiamo anche questi dati. Stasera io non vorrei darti troppo ragione, però mi metti fortemente in difficoltà. Ma io ci tornerò sul Fiume. Lo so, tu mi vuoi mettere Muzzini miglior allenatore, ma mi crei un casino, mi fai cambiare tutto poi. Però questa del Ragogna hanno fatto un gran bel dicembre, Sì, è giusto premiare queste cose qua. Io te la passo anche questa, cambio. Posso abbandonare, me ne vado. Cambio, mi chiedo scusa al Fiume che meritava, però cambio, mi è piaciuta la motivazione, mi hai convinto alla grande. Ragogna, via. Allora, però restiamo sull'eccellenza.
Tra le migliori squadre. Adesso chiediamo la prossima, chiedi direttamente a Simone. Tra lui. Però San Vitese potrebbe sempre stare tra le migliori squadre da un anno a questa San parte. Vitese l'avrei voluta dire perché comunque è una squadra che è andata in testa alla classifica, insomma mi piace anche a me spaziare un po' nelle... Ci sta, però l'eccellenza indecifrabile. Intanto là davanti c'è questa San Vitese. Servizio. Per il secondo anno consecutivo ai vertici dell'eccellenza. E se la prima volta sei una sorpresa, alla seconda, quando riconfermarsi si dice sia la vera sfida, diventi una certezza. La certezza della San Vitese sta nel modo in cui ha affrontato questa categoria che si trasforma incerta solo se pensi alla Serie D. Ma se trovi una tua misura regionale e scegli bene la strada da percorrere, ecco i risultati. La strada biancorossa parte dalla scelta dell'allenatore, un giovane pieno di buone idee, ambizione ed entusiasmo. Gabriele Moroso funziona fin da subito ed oggi non è più solo un esordiente, ma un mister in rampa di lancio. Come è stato lanciato Peschiutta in Serie D, come è esploso Bance e Domenica McKennick, perché il mercato, la San Vitese, lo fa in casa, i grandi colpi se li costruisce. La San Vitese crede nell'autoproduzione e crede che i giovani non sono una scommessa da nascondere dietro a grandi nomi. La società del presidente Gini dice con forza che i ragazzi bravi ci sono e continua a mettere in campo i 2006 e i 2007. Nell'eccellenza incerta, dove le rose per vincere sono corte, dove si cercano i grandi bomber e i colpi di mercato, ecco la San Vitese prima, ancora, senza gli attaccanti per tutta l'andata, senza mercato in entrata, ma forse con più certezze di tutti, nell'eccellenza delle incertezze. Basta provarci e riprovarci. E forse il vostro, il risultato ancora una volta più sorprendente del campionato? Sorprendente, tu me la chiedi sempre questa cosa qui, noi siamo consapevoli dei mezzi che abbiamo. Eri senza Rinaldi, Pontoni, cioè se non sei sorpreso o sei un mago, cioè non avevi attaccanti, Candido. Però abbiamo un grande allenatore che sa trovare le soluzioni alternative. Ho capito io, però insomma... comunque non avevamo attaccanti, abbiamo comunque Mior che secondo me al di là del numero delle reti è uno che sa fare reparto e poi abbiamo sfruttato soluzioni alternative. Credo che Venaruzzo sia il nostro capocannoniere. Il capocannoniere credo che abbia 3 o 4 gol, però insomma è uno che ha saputo sfruttare anche le occasioni date in un ruolo che non è propriamente quello che normalmente occupava. No, ma poi soprattutto siete stati bravi a far giocare i ragazzi, poi ci sono anche i 2001, no, non è che sono tutti giovanissimi per forza di cose, però voi avete fatto giocare il vostro prodotto, no? Allora, continuate a farli giocare. Domenica abbiamo iniziato con 4 fuori quota, e Brusini è stato sostituito credo al 10° e quindi è entrato il 5°, lasciamo stare che poi ne sono entrati altri 3 durante la partita. Quando io vedo la formazione vedo un 2001, giochiamo con i vecchi oggi. Davvero questo è un orgoglio perché sono ragazzi giovani e sono ragazzi nostri, cresciuti nel nostro vivaio, nel nostro settore giovanile. O comunque sono tantissimi di San Vito. Domenica credo che ne avessimo 9 su 11 che sono proprio di San Vito e questo secondo me dà un qualcosa in più, perché quando si parla di attaccamento alla maglia o comunque sentire, queste sono cose che poi si traducono e che a San Vito le stiamo provando. Ecco. Secondo me in questa categoria complicata diventa, come ho detto nel servizio, quando vuoi vincerla, no? Perché poi c'è il pensiero della vera categoria complicata, la Serie D. Ma se poi trovi una tua strada, un tuo progetto chiaro così, questo è quello che può darti l'eccellenza, questo tipo di risultati. Io sono dell'idea che attualmente uno dei risultati più importanti resta quello della San Vitese. Cosa ne pensate voi? Ma ti rispondo Candido me l'ha sminuita così. Domanda. Dico una bestemmia se dico che potrebbe ricordare il San Luigi di qualche anno fa? Che con i suoi ragazzi andò a vincere
È chiaro, loro deve uscire ancora qualcuno, deve uscire forse. il Ciniello e il Carlevaris forse, però Mior è un bel nome, per dire. Mior anche per prestanza fisica è un giocatore che sempre impressiona, quindi io credo che insomma sia la conferma che si può fare con il proprio vivaio, con il proprio settore giovanile. A me ricorda un po' quel San Luigi, no? Fatto proprio di prodotti loro. Per te Nicola fa un qualcosa di più importante rispetto agli altri della squadra? Decisamente sì, ma anche per il fatto che adesso presidente, vicepresidente ci dice che quasi 9 addirittura sono di San Vito, è pazzesco stato dato, perché veramente vuol dire che, non so se anche un po' bravura a questo punto, probabilmente bravi anche nel settore giovanile, con allenatori bravi nel settore giovanile per far arrivare ragazzi pronti in prima squadra così, perché averne 9 e riuscire a essere tutti del paese, perché San Vito non è una città, voglio dire, no? Quindi è un dato incredibile veramente. Ma perché, scusa, secondo me il dato è che forse in una categoria regionale quello è quello che si deve fare, no? Cioè, lo andiamo a leggere come una cosa straordinaria, dovrebbe essere la normalità. Dovrebbe essere, anche perché poi fai scelte anche dettate da motivi economici, non ce lo nascondiamo. Sì, comunque certo. Crescere i giocatori in casa costa molto meno che andarceli a pescare, poi comunque noi ci piace essere la squadra che rappresenta un territorio, non possiamo essere la squadra che rappresenta un territorio e poi chiamare tutti i giocatori da fuori, che non è nessun problema, si può fare tranquillamente, l'ha fatto anche la San Vitese in anni passati, però se siamo in grado di crescerli, poi c'è da dire la verità in tutto, ci sono anche giocatori che magari hanno iniziato nelle giovanili nostre e poi hanno preso altre strade, perché è giusto che poi possano ambire anche a categorie superiori a quelle che la San Vitese può offrire. Certo. Anche la ragione per cui Peschiutta, un nostro 2007, l'abbiamo lasciato che potesse andare a giocarsi le proprie carte in Serie D al Portoguaro, no? E poi però questi giocatori, penso a Bertoia, penso a Vittore, penso allo stesso Bortolussi, anche sono Rinaldi, giocatori forse? che sono tornati. Anche Rinaldi forse? No, Rinaldi è lo straniero, è il capitano, è lo straniero. Lui. Poi è San Vitese, credo sia la 7ª o l'8ª, adesso si arrabbierà con me, stagione che fa a San Vito. E di Varmo, non è che sia lontanissimo poi da San Vittore Vito. che poi vi è mancato. Vittorio ci manca tutto, anche adesso ci manca. Insomma, ma infatti sì, mica all'ultimo. Ma guarda che loro comunque hanno avuto 2 problemini e qua ho sentito parlare, per quello l'eccellenza stiamo cercando di capire chi può vincerla. Ho sentito parlare di Rose Corte, che magari a uno manca l'attaccante, ma secondo me a loro è mancato più di qualcosì, più 2 o 3 elementi che possono fare nettamente la differenza e guarda dove sono. Per quello gli dico, in questa eccellenza loro si sono costruiti le certezze da soli. Ha detto prima le parole corrette il vicepresidente, la bellissima sorpresa è questo giovane allenatore che sta facendo un campionato bellissimo l'anno scorso e quest'anno si sta confermando ed effettivamente gli va dato... Moroso è uno che ha sposato subito, a noi la parola progetto non piace ma usiamola lo stesso, perché abbiamo detto... Bravo. Anche se è troppo abusata come parola, no? Però noi le abbiamo detto, noi vogliamo fare con i nostri, quindi allenare 11 Marco Bertoia, posso andare anch'io in panchina, perché tutto sommato poi la squadra si autogestisce, no? Far crescere i ragazzi secondo me dà anche soddisfazioni più grandi all'allenatore. Noi abbiamo avuto Brusin fuori, questo perché ha avuto dei problemi muscolari. È venuto fuori un ragazzo vecchiettini, un 2005, che anche domenica è subentrato, ha fatto benissimo e ormai per il mister è una certezza. Visto che poi tra l'altro il percorso di Moroso, che ho visto bene anche nel ruolo di potenziale pugile lì a Maniago quando esulta, sembrava Rocky Balboa. Moroso tutto bene tranne che l'esultare. Quando correva a Filadelfia. È un non va, è un non va. Gestire un po', Sì. Quando correva a Filadelfia, sai che... È rivedibile l'esultanza. Sì, loro arrivano da una quasi retrocessione l'anno che perdete a Chiarbola l'ultima domenica, cioè voi vi salvate perché dalla D si salva il Tor Viscosa con il Portogallo, perché sennò parleremo tutta di un'altra storia e quindi voi siete stati caparbi e coraggiosi nell'affidare un progetto, riabusiamo di questa parola, a un esordiente. Però quindi... 2 domande. Allora, la prima la fa Ermanno, non c'è cognome, potrebbe essere Tomei, visto il tipo di domanda. Ma questo campionato volete vincerlo?
Potrebbe essere lui. Potrebbe essere il Manu Tomei. Allora, cerco di non dare la solita risposta. È chiaro che l'obiettivo a inizio anno non ci eravamo prefissi di vincere il campionato, però banalmente detto, ogni domenica noi scendiamo in campo per provare a vincere la partita della domenica. Non è che ci sono altri calcoli da fare. Il mister sa che ogni domenica, ogni partita bisogna cercare di vincerla. Quindi siamo lì oggi e non è che ci dispiace essere lì, cercheremo di starci più a lungo possibile. Anche perché penso che magari uno degli obiettivi per chi lavora così è provare a costruirsi anche in un futuro la promozione, magari. Allora, chissà. Anche come società c'è un gruppo nuovo, no, che sta prendendo in mano la Sanvitese. È chiaro che anche noi abbiamo l'ambizione e sicuramente la Serie D è uno dei traguardi che ci poniamo nel tempo. Poi bisogna essere, secondo me, giudiziosi e capire che a certi traguardi ci si arriva passo dopo passo. Allora, adesso parte il giro di domande, però ultima cosa, ma abbiamo parlato benissimo di Moroso, non sarà facilissimo tenerlo magari. Moroso? Moroso è un ragazzo intelligente che sa che almeno di proposte incredibili non si muove. Sa che San Vito è l'ambiente dove può stare meglio e lavorare meglio per la sua crescita. La proposta incredibile deve essere la D, una D almeno, insomma. Sì, poi magari mi smentisce alla grande, ma insomma, assolutamente penso proprio di sì. Beh, insomma, è uno degli elementi insieme a tanti altri che abbiamo nominato. Ma quindi, in questa eccellenza, mi dite chi ha certezze? Dove andiamo a trovare le certezze in eccellenza? Abbiamo parlato della Sanvitese, che certezza ha questa costruzione dei suoi ragazzi, dei suoi giocatori? Se li ha costruiti, non ha avuto bisogno non ha bisogno, magari non lo vuole fare, non lo so, il vicepresidente non ha ancora la possibilità per andare a fare un certo tipo di mercato, non so, non vengo a fare i conti a casa vostra, ma di sicuro non avete fatto mercato. La certezza ce l'avete in casa, mi fate capire voi, i vostri prodotti. Noi siamo contenti di quello che abbiamo e secondo noi dà un valore in più a quello che facciamo, riuscire a ottenere i risultati con i nostri. Dove sono le certezze e quali sono le incertezze, le cose indecifrabili fino a questo momento in eccellenza? Perché manca una giornata alla fine dell'andata. Prossima settimana non ci siamo in vacanza di Natale, riprenderemo tutto in mano nel 2025 con la Coppa che darà il primo titolo. Mi dite dove avete trovato le maggiori incertezze quest'anno in questa eccellenza e dove trovate certezze. Io avete capito che ho scelto come certezza la Sanvitese. Facciamo un giro. Gerli. Guarda, io a questo punto anche io dico Sanvitese, però parto dall'incertezza che era il Tamai, che io la propongo sempre come una papabile vincitrice del campionato. Lo dico, l'ho sempre detto in trasmissione, avevo fatto Tamai, Sanvitese, San Luigi, o Tamai, Fontana Fredda, adesso non mi ricordo ancora, le prime 4. Però adesso... Quindi l'incertezza secondo te l'ha creata la mancanza di continuità del Tamai? Del Tamai, è frutto del Tamai. E del Gorizia di Gigi, che adesso sta facendo super bene e bisogna stare attenti perché ha fatto altri acquisti e quindi sarà un osso duro anche per la Sanvitese, che comunque rimane sempre un campionato equilibratissimo purtroppo, e ci tengo a dire anche che sarà importantissimo, secondo me, è facile dire marzo-aprile che si vivono i campionati, la ripartenza, le prime 4 partite della ripartenza di gennaio, secondo me vedrai daranno il saltino delle prime 2, daranno un indizio, secondo me, la mia piccola esperienza. È una domanda difficile questa a cui rispondere. La certezza, adesso ti rispondo con una battuta quasi, è che ci ha insegnato l'eccellenza che non faremo più funerali a nessuna, perché quest'anno abbiamo già fatto 2 funerali a Gorizia Tamai, o almeno ho fatto, una è a 2 punti dalla prima e l'altra è a 4 quanti, quindi questo. L'incertezza è quella che regna, perché c'è un equilibrio talmente ampio, e rispondo che la certezza per tutti può essere il fatto che non c'è una che è scappata, quindi tutti hanno dimostrato che possono vincere con chiunque e perdere. Ma ti sarai fatto un'idea di chi può avere e perché uno strappo? Ti faccio un esempio. Io continuo a dirti il Crash. Sì, però il Crash mi fa un passo indietro domenica che prende 3 gol. Ma l'ha fatto tutti un passo indietro, l'ha fatto il Tamai all'inizio, ha fatto il Gorizia all'inizio, l'ha fatto il Falcone. È talmente equilibrato che
il passo falso l'hanno fatto tutti per forza di cose, perché la Sanvitese, la certezza Sanvitese in casa ha vinto domenica, era una squadra che in casa non aveva certezze, eppure prima, Sì, perché però la Sanvitese aspetta, ha costruito fuori casa. Io ti il sto suo dicendo la primato. certezza della Sanvitese per fare un campionato giusto, molto giusto, anche leggermente oltre magari a livello di posizione di classifica di quello che può magari che potevamo aspettarci. Io dico, per essere la protagonista definitiva dell'eccellenza, quello che andrà a vincerlo. Faccio un altro esempio, l'incertezza per me in questa categoria è il grande nome, la grande firma che sta mancando. Magari qualcuno la sta trovando, l'impatto che ha avuto lì Russi con il Tamai potrebbe diventare quella grande firma che crea una certezza che sta mancando. Nicola, dimmi tu come la vedi. Allora io parto dalla certezza, che è una certezza assoluta, che anche Tomei mi sembra lui l'aveva già detto. La certezza quest'anno è che nessuno effettivamente vuole vincere questo campionato. Questa è la certezza. Ma no, nessuno, non abbiamo il Chions, non abbiamo il Lignano, chiaro che dopo non c'è la corazzata, non chi non vuole. No, nessuno parte. Il Lignano dell'anno scorso, il Chions dell'anno prima dice io parto per vincere il campionato. Quest'anno neanche il Tamai parte per dire proprio voglio vincere il campionato. E quindi crea incertezza. Esatto. Probabilmente in questa incertezza, non so se mi sono spiegato, non c'è nessuno che dice apertamente voglio vincere il campionato. Poi è chiaro che se il San Vitese si trova là, io da giocatore, tra l'altro ero anche stato un ex della San Vitese, me la gioco fino alla fine. Ma è una certezza che nasce dall'incertezza. Esatto. E nell'incertezza potrebbe nascere anche la sorpresa quest'anno. Codroipo e Kras per me vogliono vincere. Ma il Codroipo, la certezza se la crea adesso nel percorso che fa mercato e là, ma non dice in agosto il Codroipo vuole vincere, questo voglio dire. Quest'anno non c'è nessuno che però fa Codroipo dice ad agosto voglio migliorare il quarto posto l'anno scorso, è abbastanza però indicativo. Non c'è quell'incisione dire benissimo, io quest'anno voglio vincere il campionato, me la gioco, poi magari non lo vinco, ma io oggi faccio una squadra per provare a vincere, poi voglio andare in Serie D come il Sarri Smuzzane, quest'anno non c'è quella certezza. Perché altrimenti nessuno, non ci troveremo di fronte a un campionato dove ogni settimana c'è qualcuno che fa o il passo indietro o non riesce a fare il passo adesso facciamo avanti. fatica perché anche Gerli ha detto occhio anche a Gorizia, perché poi Gigi ha già vinto il campionato con i giovani, Sandrin, quindi magari pian piano riesce anche a metterci dentro questa sua qualità e quindi può essere in corsa anche il Gorizia, che ha preso anche dei ragazzi giovani, adesso ha fatto il mercato. Gorizia ha avuto una crescita clamorosa. Però il Gorizia adesso magari si crea nel percorso, però se tu mi dici chi è che vuole, la certezza è che nessuno probabilmente ha alzato la mano dicendo ad agosto, a luglio io voglio vincere il campionato. L'unica certezza è che c'è incertezza, perché abbiamo ripetuto 1000 volte queste due parole qua. Allora, quello che ha detto Jimbo secondo me è corretto. A gennaio si stanano un po' le cose, finisce il mercato, le squadre si sistemano e si vedrà. Magari anche la finale di Coppa, chi la vince può trovare uno slancio per andare avanti, perché vincere aiuta a vincere, quindi acquisisci consapevolezza nei mezzi. Oppure con calma, perché il Lignano l'anno scorso vince la Coppa e poi a gennaio rallenta un po' e poi riparte. Sapevano di averlo vinto a settembre, aveva 10 punti di vantaggio. Posso dire una roba? Può uscire la grande sorpresa, ha detto Nicola. Quest'anno può uscire davvero la grande sorpresa. Può uscire l'Ester. Secondo me per vincere il campionato, la Coppa, il Tamai che ha la rosa più corta potrebbe pagare qualcosa in più rispetto al Codroipo tra le due finaliste. Ma anche questa storia della rosa corta, io un giorno devo mettermi a studiarle bene, ammetto che non sono così preparato, perché questa storia della rosa corta io non riesco a capire. Ma nei dilettanti più che la rosa corta che incidono anche tanto gli infortuni, perché nei professionisti gli infortuni riesci comunque a sopperire, allora, nei dilettanti gli infortuni. Se ci sono infortuni in zone chiave, uomini chiave, ok, ma rosa corta. Però voglio chiudere con una piccola provocazione a Sanvitese. Sì. Che quest'anno Moroso però è atteso a un girone di ritorno meglio di quello dell'anno scorso, perché l'altro anno poi voi avete fatto benissimo il girone di andata, secondi credo, è vero. Però il girone di ritorno poi avete dato qualche colpetto di tosse, no? L'andata dello scorso anno è andata anche meglio perché abbiamo girato a 32, dovessimo vincere Muggia arriveremo a 31, per cui comunque l'anno scorso avevamo fatto meglio. E questa cosa del girone di ritorno la sappiamo, però quando si parla che vogliamo fare meglio dell'anno precedente, no? E quando si vuole alzare l'asticella noi facciamo riferimento proprio a questo, e magari meno impennate, più continuità
non è che lo scorso anno i giocatori a un certo punto, raggiunto diciamo, l'obiettivo salvezza, si sono volontariamente seduti, ma inconsciamente un po' in tutto l'ambiente queste cose, chi ha giocato insomma lo sa senz'altro meglio di me, sono cose che possono succedere. Però forse è una cosa anche perché che abbiamo... giovani, no? Certo, anche quello è una componente che può... Più, no? Sono giovani ma anche... sono primi. No, quindi se io sono giovane, sono anche... prima, viaggio... Anche il mister alla prima esperienza qualcosa deve pagare, è chiaro, no? Come tutti, l'altro anno, parlo di l'altro anno. Sicuro. Allora, abbiamo parlato benissimo del mister della San Vitese, adesso andiamo con il miglior allenatore che abbiamo scelto, vediamo se Fornasiere mi farà cambiare di nuovo idea. Te l'ho già detto. Vai, vediamo. Una stagione partita bene, vittoria con il 13° 2-1 in casa e continuata ancora meglio. L'Aviano con 4 vittorie consecutive ora è secondo con 26 punti in promozione Girone A, dietro al Pordenone, squadra rivelazione della stagione, e molto merito va al suo nuovo allenatore. Mario Campaner, che è riuscito a far fare un salto di mentalità a questa squadra, che ora unisce qualità del gioco a determinazione, e così l'Aviano diventa la vera sorpresa di questo girone. Siamo d'accordo però che l'Aviano è la sorpresa del girone A di promozione? Beh sì, io l'avevo nominato, se ti ricordi, quando poi è andato in nomination. E occhio che c'entra il mister Simone. Campanella è bravo, già al Chiaro l'aveva fatto bene, Lui ha avuto quel passaggio allo Zaune, poi che qualcosa si era perso, però tutto quello che c'è prima, insomma... Lui ha portato il Chiarbola in eccellenza, quindi Mario Campanella, che è un amico... Sì. Però non me lo passi perché perché avevo già detto prima, e per me io avevo scelto prima di arrivare qui, per me Muzzin, perché in questo ultimo mese ha avuto la pazienza, dopo aver perso anche 7-1 a Muggia quella volta, 3 vittorie consecutive fuori casa, adesso doppio turno, ha vinto a Fagagna, ha vinto a San Luigi, insomma si è riaffacciato lì, adesso vediamo come chiude, c'è Fiume non ti passo, UFM, va bene. Anche se... Max meriterebbe perché il Fiume è in sia positiva eccetera, però 3 su 3 mi pare troppo Fornasiere, benché Natale. Gimbo, che facciamo qua? Anch'io andavo su con Simone, con Muzzini. Muzzini anche tu? Se siete in due. Una brava persona, un bravo allenatore. Sono tutti brave persone. Hai un amico bravo. Io mi devo discostare da Simone perché sennò sì, no, sono d'accordo su Campaner perché sta facendo veramente un super lavoro ed è una nomination che va non solo per la vittoria di domenica ma proprio per il trend che sta avendo. Vedere l'Aviano 26 punti lì, secondo. Esatto, perché comunque Fiume è una buona squadra. Quindi, che poi tra l'altro l'Aviano si era salvato forse all'ultima domenica, la precedente. Non la cambio io. Col cambio di mister, no? Era Tita da Pieve, poi era arrivato quello... Stoico, sì, giusto. No, ma io questa non la cambio, io tengo Campaner. Io anche voto il mio amico Mario, tra l'altro. Allora, siamo in democrazia, quindi è giusto. Mi tengo Campaner e quindi chiudo questa nomination. E a proposito di allenatori... Se mi chiama la Muzzini e mi dirai che non mi hai votato. No, mi è dispiaciuto fare forse campione del Fiume, però... me l'aveva motivata così bene e poi ragazzi, come ho detto sempre, noi qua siamo a fare un gioco e lo scopo è nominare le squadre, i protagonisti e parlare di voi. E al di là che avessi scelto il Fiume o Ragogna come ho fatto, dire cosa ha fatto Ragogna e per sottolineare cosa fanno in tutte le categorie le squadre. Sì, che poi abbiamo elogiato fino adesso Amoroso e non l'abbiamo messo neanche... Sì, infatti. Però insomma lo ritroveremo. Ho avuto una nomination quest'anno. Gabri ne avrà. Magari se chiude campione d'inverno. Infatti, noi faremo le ultime, questa è l'ultima di terzo tempo, ma andremo in onda, saremo in onda ogni giorno, anche nel periodo natalizio, riproporremo le nostre interviste ai protagonisti dei dilettanti e andremo in onda domenica 29 gennaio con lo spazio di A Tutto Campo alle 19:30 dove faremo le ultime nomination, quindi ci saranno tutte le 4 nomination di dicembre. Parliamo di allenatori. Sabato 10:30 ex provincia di Udine, della provincia di Udine, c'è la classica cerimonia dei mister
diventato un appuntamento fisso. Oggi hanno Mister Toto, presidente degli allenatori di Udine, il gruppo provinciale di Udine, ha dato notizia dei premiati, e quindi sentiamo sabato appuntamento a Udine con la festa del Mister. Questa manifestazione che è il fiore all'occhiello dei noi allenatori provinciali di Udine. Ecco. Ci sono dei premi importantissimi come il premio allo sportivo friulano del calcio, che quest'anno abbiamo deciso di consegnarlo al dottor Franco Collavino per la sua attività immensa che sta facendo all'Udinese, e da ieri poi ha ottenuto un altro grande risultato portando alla finale qui a Udine. Poi premieremo anche il premio Silvano Pravisano, che daremo a un tecnico chiaramente della provincia di Udine, che è Mauro Serini del Tolmezzo. Poi premieremo anche il miglior mister del settore giovanile, Fernando Fino del Chiavris, e poi tutti gli altri allenatori associati che hanno vinto i campionati. Mauro Lizzi con l'Europeada e Trangoni, anche questa novità, una delle novità assolute di questo anno solare del calcio regionale. Sì, non potevamo dimenticare il grande traguardo che hanno raggiunto questi due nostri amici, i nostri tecnici associati, Trangoni e Lizzi, hanno ottenuto un grandissimo risultato. Premi per gli allenatori sabato in provincia a Udine, la sala della provincia a Udine, location prestigiosa, storica e tradizionale. L'appuntamento per sabato mattina, un bel momento per te mister e per tutti i tuoi colleghi. Sicuramente sì, anche perché noi del Consiglio direttivo siamo uscenti, e quindi in quell'occasione lì verranno anche annunciati il nuovo presidente con tutto il consiglio direttivo che ci subentra e ci sostituisce. E possiamo annunciare anche la presenza di Renzo Olivieri. Adesso arrivavo, sì, ci sarà anche il presidente nazionale Renzo Olivieri, che ci gratifica ancora di più. Siamo molto contenti anche di questa venuta sua da Coverciano. Appuntamento allora sabato alle 10:30, adesso noi continuiamo, ci piace cercare di spaziare in tutte le categorie anche grazie alle vostre segnalazioni e alle vostre immagini. Un piccolo viaggio dalla prima alla terza categoria, vediamo. Prima categoria girone C, che partita a Romance tra i padroni di casa e il Breg, la parata di Blasic su Lombardo, poi episodio in area di rigore, trattenuta su Cermeli che provava la girata a rete, dal dischetto va Del Vecchio col sinistro potente, Breg in vantaggio 1-0, poi Del Vecchio ancora lancia per Sancin con il destro sul secondo palo, arriva freno, bella azione del Breg, poi però Romance che trova la rimonta, protagonista assoluto Zanon con questa doppietta fantastica, il suo destro è ispirato, pallone all'incrocio un'altra volta 2-2, vuole vincere al Breg che ci prova con Maselli, grande risposta di Lucheo, ma alla fine sponda di testa di Frangini e gol di Raccanelli, sorpasso in classifica, sale 18 punti il Breg che dà continuità dopo la vittoria per 4-3 con il Domio, arriva a questo 3-2. Andiamo in seconda categoria, girone C, per vedere come danza in area Muratti, sigla il gol del pareggio contro il Bertiolo che quindi non riesce a sorpassare il terzo in classifica, il Butrio sale a 14. E infine in terza categoria girone A, derby tra Villanova e Pordenone, con i padroni di casa che passano in vantaggio con Luca Scian approfittando dell'errore di Stefan, però miracoloso poco dopo sull'attaccante del Villanova. Vince 2-0 la squadra di casa con il raddoppio targato Alessandro Lorenzon, e allora neroverdi che restano fermi a 14 punti e gialloneri che salgono a 10. Grazie alle vostre immagini e segnalazioni noi possiamo andare a migliorare anche la scelta dei gol e delle parate naturalmente, infatti proprio da queste ultime partite andiamo ad inserire in nomination ulteriori giocate. Ragazzi, io ho messo 4 gol addirittura, ho esagerato, ma anche un po' per parlare di quello che è emerso in questa penultima di andata. Andiamo con i gol, l'abbiamo appena visto. Andiamo con la clip, Zanon del Romance, e qua ne ha fatti 2, uno più bello dell'altro, sento il secondo, prende la mira, va all'incrocio dei pali.
Buon impatto di Amadio col Fiumicello, una delle vittorie di giornata, il Fiumicello che batte il Corno, no? Che per le zone alte della promozione qua Amadio fa una bella giocata, insomma un giocatore che ha questi colpi. Un'altra delle vittorie di giornata, la prima di campo con il Trieste Victory nello scontro diretto con la Forum, qua Otti in sospetto fuori gioco dobbiamo dire, però vede il portiere fuori e va col sinistro, botta e gol. E infine la giocata di Di Lazzaro del Fiume Veneto Bannia che trova questa traiettoria sicuramente spettacolare. Cosa scegliete? Candido? Quest'ultimo qua. Di Lazzaro. Sì. Di Lazzaro, perché molte volte il pallone che arriva così finisce Chissà fuori dove. dall'impianto. Io uguale, Di Lazzaro, bravo, coordinato. Mi piace tantissimo quello di Zanon. Lo voleva fare quel tiro lì, è arrivata la palla giù bene, ha calciato bene. Zero dubbi, è premio Di Lazzaro, che è anche uno dei segreti di questo Fiume Bannia, un altro giocatore che ti accorgi se ce l'hai o no, Di Lazzaro. Per il momento nessun voto, unplanned di Lazzaro oppure no, nessun voto per gli altri. Io zero dubbi, invece voto Zanon perché non è gol facile con quel campo lì, anche da palla a terra, mirare l'incrocio, io vado su Zanon. Ma poi ne ha fatti due bellissimi. Zanon davvero ha avuto un momento che ho detto questo voglio quasi proporlo anche come miglior giocatore per le due giocate che aveva fatto. Io ho sempre la teoria del tiro al volo così, tu lo provi, no? Come va, mentre preparare un tiro, mirare è più difficile in sé che non dire provo, lei chiaramente l'ha presa bene, l'ha colpita bisogna avere benissimo. coraggio anche a calciare al volo, Sì, però. ma vabbè, però insomma sbaglio, anche se va dietro, cioè non è che... Comunque, cioè in quel senso la motivo. Ecco. Vince Di Lazzaro del Fiume Veneto Bannia, le migliori parate. Quindi abbiamo 3 invece classica nomination. Partiamo con questi sono ancora i gol. Andiamo con le parate migliori da proporre ai nostri ospiti e opinionisti. Li vedete già in grafica i 3 nomi: Suarez, Kaucic e Stefan. Vediamo se arriva. Intanto approfitto mentre la regia con calma mi recupera, qualcosa sarà successo quando non vedo niente. Leggo qualche messaggio in attesa di recuperare le parate. Ci scrivono: vogliamo una clip con tutte le esultanze di Moroso. Ho scritto. Ci stava. Attenzione, grande Cicciotto, è tornata la punta di diamante di Massimo, mi scrive Gabri. Jimbo quest'anno è importantissimo. Qua, allora, ciao a tutti, finalmente è tornato Mr. Jerry, sale Lodens alle stelle, Jimbo numero 1. Non so, mi prendono in giro, mi prendono. Gabri e Miano sicuro. Devo farti... Ricky, sono tutti lì, saranno. Ah, ok. C'è una domanda per Paolini, ma non so a cosa si riferiscono, non vorrei fare brutte figure. Te la faccio leggere a te, poi mi dici se vuoi rispondere. Grande Sanvitese, un applauso alla dirigenza. Carlo Candido insieme al popolo sanvitese, persone semplici e speciali, si scrivono. E ti lascio, se vuoi leggere qua, no ad alta voce, magari sono cose che non si possono dire, però visto che non so a cosa si riferisce, non vorrei sbagliare con la lettura in diretta della domanda. Ma qual è, scusami? È l'ultimo che era segnalato. Scusate, mi muovo. Questo qua. No, aspetta, a fare danni. Un'altra chat. Eccoci qua, eccolo qua. Così dopo decidi se vuoi rispondere. Regia, se siamo pronti andiamo con... La gente a casa sarà curiosa di vedere queste parate. Ci manca l'ultima nomination. Eccole, ce le abbiamo. Poi vediamo se Paolini mi risponde. Vai. Abbiamo Suarez del Muggia 1967. Eccolo qua. Palla al centro, arriva e lui riesce ad alzarla sopra la traversa. La tocca, resta in piedi, la alza sopra la traversa. Kaucic dell'Ancona Lumignacco, è un po' lontano, adesso ve l'avvicino un pochino, però ha un riflesso clamoroso su Cucchi. E infine Stefan del Pordenone Under 21, qua aveva fatto un errore evidente in questa partita, ma poi anche una grandissima parata.
Nicola, ne hai vista una di queste tre o ti eri concentrato solo alla lettura? Ho capito cosa... Quindi potrò leggerlo? Aspetta, dopo chiudiamo. Candido, riparto da te. Direi Kaučig. Kaučig, Berlino? Suarez. Questo dicono gli ospiti, ma i voti decisivi sono ovviamente degli opinionisti. Paolini? Io aspetto per ultimo perché stavo scusami. Fategli rivedere ancora. Calcio l'ho visto in diretta perché era a vedere San Giorgio. Eri lì, questo è Suarez, la prima parata e l'ultima è quella di Stefan del Pordenone de Vertuno. Simone. Allora, detto che Suarez è un portiere molto interessante, classe 2005, però anch'io voto questa, Kaučig, mi piace molto quel riflesso lì perché segue il pallone, mi piace, Kaučig. Jimbo? Io ho dubbi anche su Stefan qua perché ha aperto la gamba, è riuscito a chiudere lo specchio, ha raso terra anche una bella parata e vado su Stefan. Ci sta? Questo è Stefan? Sì, quello fa una grandissima parata secondo me. Stefan è quello con la maglia arancione? Con la maglia arancione. Fa una grandissima perché anche se la fa col piede ma non è per niente una parata fancy, distinto, è andato proprio... Sì, ha aperto la gamba. Scuola tedesca. Scuola Noie. Però ha chiuso bene lo specchio. Quindi 2 Stefan, Suarez ne ha solo una e 2 Kaučig, allora sono decisivo io avrei scelto Suarez tutta la vita, per me la più bella è la sua, però tra questa indecisione vado con Stefan, appena l'ho vista, quella parata lì, tutte e due, anche quella di Kaučig, forse è anche la fortuna della ripresa ogni tanto che ti aiuta, però io quando ho visto quello di Stefan ho detto cos'è sta parata, devo metterla subito, avevo già preparato le 3 e una vi dico anche che l'ho esclusa. Siamo sul finale, ultima puntata di terzo tempo, ma vi ho detto ci saremo ogni giorno anche durante le vacanze di Natale con tante cose da raccontarvi, aspettando poi di ritornare con il 5 gennaio e la finale di Coppa Italia in diretta su TV12, ma terzo tempo, vediamo come ha chiuso il terzo tempo in una delle patrie del terzo tempo, Magrini, in quel di Teor. Vediamo questa clip. Con la vittoria di oggi siamo campioni d'inverno, di questo siamo orgogliosi e la nostra cucina è sempre il top. Cosa ti ha colpito di più? Questo bene. Ci siamo fermati qua e assaggiamo qualcosa di positivo, hanno fatto la polenta lì. Un osso collo mi sembra con del fricco. Mo sono al printai, Cerzarin, non c'è che. Sei appena arrivato, sono new entry. No, questo qua è unico. Fricco fatto bene questo. Fricco fatto bene, infatti tu l'hai già mangiato. Io ho fatto prima questo e poi questo, perché è da solo alla fine del mondo. Ah sì? Sì, prova. Io che sono golosona, siamo a posto. Ah, sei golosona tu? Mi piacciono i dolci. Quanti ne mangerai di questi? Almeno altri 5-6. Ma posso farti una domanda? Sì. No, devi dire solite minchiate, quanto conta il chiosco? Ma l'Erasmus a Roveredo possiamo farlo? Senti, cosa chiederai a Babbo Natale? No, niente, ho già tutto. Auguri di buon Natale, buona fine, buon principio a tutti quanti. E auguri, sì, auguri, manca ancora però una giornata e come sapete più di qualche squadra è già campione d'inverno, una di queste è il Teor, domani 19:30 alla scoperta del Teor, rivedremo le immagini della vittoria con la Virtus Roveredo, in gol ancora cabine e noi quindi ci ritroveremo ancora anche domenica per parlare di calcio dilettanti. Non è ancora tempo di andare in vacanza e di pensare al Natale, almeno per noi è tempo di pensare tipo un crostino col fricolo soccollo, no? Adesso è un po' di fame, Fornasiere? Un enigma, no? No, Massimo, fammi rispondere solamente ai tuoi saluti che ti hanno saluto, il messaggio non lo diciamo perché il messaggio coinvolge altre persone, non andava fatto, lui lo sa, ma insomma ecco. A posto, tutto a posto, insomma, era un messaggio per Paolini che non mi ha chiesto può... se andava fatto, non andava fatto, ecco. Non andava fatto, va bene, così ha risposto in codice. Grazie Nicola Paolini, grazie a voi, grazie Simone Fornasiere, buone feste a tutti, grazie a Massimo Gerli, Andrea Merlino, grazie, Carlo Canio, ci vediamo a San Vito al Tagliamento per la finale di Coppa. Venite in tanti. Assolutamente, io vi ringrazio, vi ripeto, terzo tempo torna col nuovo anno, ma continuate a seguirci, ci siamo sempre, ogni giorno per raccontarvi il calcio dilettanti. Grazie ragazzi di regia, Pietro Francesco, ciao, buona serata. Buonanotte.